Il ragazzo è rimasto sorpreso, non pensava assolutamente che la madre arrivasse a tanto e non pensava sicuramente di trovarsi i carabinieri in casa. Denunciato dalla madre per spaccio di droga. Il pusher è davvero giovanissimo, uno studente di appena 16 anni di Vittorio Veneto. A far scattare il campanello d'allarme nella donna è stata la notizia dei controlli fatti la scorsa settimana in provincia sui ragazzi che marinano la scuola e il concomitante ritrovamento di uno strano sacchettino di plastica vicino alla tastiera del computer del figlio adolescente. La madre, vedendo i servizi televisivi, anche leggendo i giornali su quello che è stato il controllo straordinario fatto dai carabinieri di Treviso in tutta la provincia per le scuole superiori per l'assenteismo scolastico, ha deciso di avvisare i carabinieri. La donna, in grande stato di agitazione, ha richiesto l'immediato intervento di una pattuglia, in modo che i militari trovassero il figlio ancora in casa. L'intervento è stato fatto immediatamente e la segnalazione era corretta. Nella stanza del figlio sono stati trovati circa 20 grammi di stupefacente del tipo marijuana. La donna, oltre che per la salute del figlio, era preoccupata dal fatto che lo stupefacente potesse finire nelle tasche di altri ragazzi. Da qui la decisione di dare subito una lezione esemplare. Il sedicenne, a cui è stato trovato anche un bilancino di precisione, è stato denunciato alla Procura dei minori per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.